Buongiorno, siamo a Badia Polesine. Oggi si svolge il Gran Premio Badia Bike, la quarta prova del torneo delle province prima serie, e naturalmente abbiamo un grande afflusso di ciclisti, si parla di oltre 300 ciclisti che partecipano. E abbiamo qua al nostro fianco il presidente provinciale di Rovigo, il signor Nicola Reisi. Una sua prima impressione, Presidente? Intanto un grande ringraziamento a Badia Bike e all'organizzazione, perché questa è una prova che sostituisce un'altra gara che era stata prevista, ma purtroppo per motivi di permesso non è stato possibile realizzarlo, e in pochissimo tempo i ragazzi di questa nuova società, coordinati dall'esperienza del nostro Riccardo, di Renato, di tutto lo staff, sono riusciti a mettere in piedi questa importante manifestazione, che è la quarta prova appunto del torneo delle province, e dando così la possibilità a oltre 300 corridori di gareggiare. È una bellissima giornata di sole, i numeri ci sono, speriamo che vada tutto bene, e in bocca al lupo a tutti e grazie ancora agli organizzatori. Grazie al Presidente Nicola Reisi per le sue belle parole. Naturalmente io devo ringraziare anche il comandante dei Vigili Urbani di Badia Polesine, che ha fatto un lavoro enorme e ci ha dato una mano, e naturalmente ringrazio anche il Presidente della società e i suoi collaboratori, che sono oltre 20 persone lungo il percorso, più c'è la sicurezza, c'è la protezione civile e abbiamo le motostaffettiste e scorte tecniche, perciò abbiamo un lavoro minimo, sono 50 persone nelle varie competizioni e nei vari impegni. Grazie e buona giornata a tutti. Da parte delle 9 la prima, 9,5 la seconda, Renato. 10,45 al secondo. No, dopo 5 minuti. Dopo 5 minuti parte la seconda. Finito è la prima, idem da nuovo 10,5, 10,35. Allora, con l'ANC siamo già a posto, ho già parlato con i ragazzi di criticità, di incroci eccetera, penso che abbiamo già spiegato tutto. Okay. No, perfetto. A tutti gli altri ragazzi a Badia Bike, mi raccomando, non voglio vedere macchine contro mano, tutti in senso di marcia. Se qualcuno si lamenta, ma ho da fare il giro, non mi interessa, ti fai il giro più lungo. Specialmente a rasa, sabbioni, fare da terra, eccetera. In senso di marcia. Sistemiamo i canali. Parte la prima di 9. No, sta fermo, sta fermo. Se che la gara dura via su, sta fermo. Adesso passate qua quelli di Badia Bike e gli do le casacche. Adesso qui a Badia Bike vedrai le casacche gialle e rosse e la cappelletta. Allora, sì, eccolo qua. Alessandro! Ecco, dai. Non mi serve l'aria Vedi che sono stati brava, che si era con questo che metteva più niente dalla gara. Stacco e tutto questo papà di l'aria. Mettete la casacca, fa parte anche che sta. Dopo 5 minuti passa quell'altra, allora, quando è passata anche quell'altra, allora puoi far passare la macchina. Però gli dici di andare sempre in senso di marcia della corsa, non andare contro la corsa. Tutto lì. Ma Dio, Dio Italia, Alberto, studi di casi disperati. Grazie, molto gentile. Troppo gentile, grazie. Ciao. Grazie. Ridere. Paola la viene io perché ho paura che Grazie. C'è uno che fa arrivare, buon arrivare. Ciao. Allora,
Ne so portato via, ti dico sono Sì, sì. Ah, sì, Quando sono al campanello, allora via. Sì, ho visto, sì. Mezzo dentro, mezzo fuori. Adesso va tranquillo, non c'è niente. Vai. E tu qui? Lasciate una foto a caduta. Mi sembra troppo. Avevate solo divertirmi. Ecco. Ma io non dico niente, dopo se ne è il risultato, no. Appunto. Il divertimento, sì, anche perché ormai aspetta qua, non è che devo andare alle Olimpiadi. Non passa mai. Ciao. Vai! Tranquillo, a posto. Al massimo te fai un riparto e siamo qua. Sì. Ah, te la mano dell'Italia. Eccomi, sono qua. Dopo così da attaccare espressione del trio delle ispezioni, facciamo l'espezione del podio e evidentemente no, sono diversi. Anche veterani? In casa. Si vince la gara. Questo è il campione ora. Sì. Altre pareti. Racconta qualcosa. Ma cosa volta? Abbiamo dei bei ricordi nell'84 circa. Io ho fatto prima un secondo, però l'anno dopo andava molto bene e mi secondo. E dopo lui ha vinto Mareno del Piave e l'anno dopo e mia molto bene una te ricordo che Io mi ricordo. Forte che te ma non andavi piano neanche te, però dai, eri un bel... Grazie, un po' il passista. Viaggiavi, dai. Grazie, Moretti. Infatti, abbiamo avuto le guerre, ecco. No. Ho vinto a Schivenoglia, ho vinto a Sarocco del Guastalla. Sì, no, mi ricordo bene. Vincevi, dopo te non eri grande e veloce, però bravo. andavi sempre via. Grazie Moretti. Auguri, sai. 5 giri pari chilometri 70 e 800. 70 e 2 per 5 10, 71 km. 71, esatto. Gente, ma per cortesia, Agostini davanti, mancano pochi istanti per fare l'appello. Siamo quasi pronti. Allora, gentleman 1, Agostini. Sì, va giù. Mancano, va giù che facciamo la partenza. Presidente. Allora, Agostini Gianmarco c'è? Dov'è la maglia? Artuso Cristiano 504, Bedon Davide, Bellinato Andrea, Bergantin Luigi, Bighi Maurizio, Volcato Simone, Canella Pierluigi, Calovi, Cerchiaro, Citron, Liber, Marchetti, Necchi, Meneguzzo, Olivo, Pasquale, Privato o Pravato, Ragona, Riccaboni, Zaccaria, Zambon e Zanoni. Andiamo Gentleman 2, Alberti, Paolo, Attori, Ballo, Benedetti, Benetollo, Castignola, Catafan,
Chioli, Gosuri, Datteri, De Calli, Sciachet, Scabari, Scremin, Sporzon, Togini, Varotto, Vighi, Zamperin, Zanetti, Zen, Scuz, Casotto, Bicigo e Pegnin. Questi sono la categoria gentleman, in totale siete 82. Le strade dovrebbero essere discretamente bene e naturalmente oggi la prima corsa effettuata quest'anno dopo tanta pandemia credo che sia un grande successo di partecipazione, ma anche grande successo per quelle signori che sono andate da fare in particolar modo la Badia Bike e naturalmente tutti i suoi collaboratori. Adesso abbiamo il piacere di avere qua la Presidente della Badia Bike, la signora Ilaria Guagnetti, che vuole dare il via perché è la prima, anche lei è un'emozione un po' particolare. Siamo quasi pronti, tirate via le transenne lì, ecco benissimo, là in fondo ci siamo, e inizio gara è già pronto, in fondo le moto sono pronte, facciamo un minuto solo, CB. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Grazie, complimenti ad Ilaria Guagnetti, è partita la categoria Gentleman 1 e 2. Sì. Eccoli qua, gli altri via quell'ambulanza, via quella chiudi corsa, la chiudi corsa per cortesia e vicino all'ambulanza e B, si prepari, Parisi davanti e Pegoraro e Pelizer davanti, ci sono? Dove sono? Pegorarghe? Ecco qua, Pegorarghe, ecco qui. A posto? A posto. Via del Guarapello, Super Gentleman A, Berta, Pugliolo, Chestari, Corsini, Chirotti, Crespan, Manetti, Manzata, Marchiori Filippo, Marchiori Alessandro, Marcone Renzo, Marini, Medici, Mediolaro, Panizzolo, Pellizier, Fertile, Puggia, Rocco, Scavì, Santa Maria, Ferrari, Pizzo, questo è Super Gentleman A. Andiamo con i nonni volanti, Super Gentleman B. Zaconella, Zampini, Zanella Duiglio, grande Duiglio, Porini e Maracani Alfio. Andiamo con le donne A. Pastori Giorgia, Rudella Lisa, Savio Giulia, Zanella Vanessa. Andiamo con le donne B, andiamo con la Giacometti Federica, Lidio Elisabetta e Tessaro Giorgia. Allora voi, ecco, pronti ragazzi, pronti, via, parte, e anche questa volta abbiamo avuto il piacere di avere la partenza dal Presidente della Badia Bike, Ilaria Guagnetti. Chiudi corsa per cortesia, chiudi corsa dopo l'ambulanza. Prego l'ambulanza dopo il dottore. E poi abbiamo la chiudi corsa. E poi abbiamo anche il carro scopa, gentilmente guidato da Ragona Roberto. Buongiorno a tutti. Ciao Fabio. Ciao. ¡Está cuarto!
E abbiamo i gentleman. Ecco la seconda, la terza e la quarta moto e vediamo già il gruppo che è sgranato in fila indiana, abbiamo un piccolo gruppetto tutti insieme e naturalmente sono sempre alla massima destra della strada e adesso può darsi che sia anche la fuga buona di 22 persone. Forza ragazzi, forza che la volta è buona, dai che sei sotto, le, pronti, 50 metri di svantaggio, dai, forza ragazzi, attenzione lì che viene dentro l'ambulanza lì. Grazie Favalli, grazie. Come mai c'è 1, 2, 3, 4 motostaffettisti, eccoli qua. C'è qualcuno che tenta l'impossibile, vediamo se riconosciamo questo atleta 716, eccolo qua, Marchiori Alessandro. Bravi ragazzi, dovete accelerare un po', andate piano oggi, dovete accelerare.
Pronto, siamo in arrivo, 2 giri ancora. Ok?
attenzione, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro Fabio, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro del mondo ragazzi, del mondo, ultimo giro, guarda che è pure buona, dai, ultimo giro. Quanti secondi di vantaggio, forza ragazzi, 50 secondi, ultimo giro ragazzi, dai! Poi sta qua che è caduta qualcosa. Vieni fermo David! La macchina sto punto. Lo sai la caduta? Che hai fatto mai? Il piacere 50 anni. No, gli redditi qua. Va bene, attendiamo ecco l'altra pista e vediamo in fondo tre corridori soli in fuga ragazzi, categoria gente, ma in seguimento un gruppetto di 15-16 corridori, categoria gentleman, 3 in fuga, ecco la curva, vediamo la curva, è già partita volata ragazzi, è già partita volata, eccola qua, sì, va bene, ecco la volata, tutta la volata, attenzione! Stanno per essere raggiunti, forse sì, forse no, vediamo, sono 3, 2, ecco, volata, 505, è il primo, attenzione, eccolo qua, via, ancora altri atleti, ecco, c'è una pausa, però arrivano ancora 7-8 ancora, attenzione, photo finish, stanno arrivando altri concorrenti, ecco uno col numero 638, poi abbiamo 624, 612, 646 e poi ancora altri concorrenti, attendiamo sempre la macchina più di corsa, 643, 506, 536, 647.
e 603 messa a rovescio. E dove 4 corridori soli, 4 corridori all'arrivo solitari. Vediamo la volata se parte in curva, vediamo una moto solo, probabilmente si sono spezzettate in diversi gruppi. E adesso vediamo un corridore ad inseguimento, vediamo un'altra moto, ecco in curva c'è partita la volata in curva, ultimi 100 metri, eccola tutta, vediamo che si aggiudica la gara di Super Gentleman, attenzione, 700, 7,20 l'ultimo. E adesso vediamo un altro corridore, si sono spezzettati, attenzione, il numero 722, e con altri 3 gruppetto da 3, poi uno, poi altri 3 nella curva, altri 2, veramente il gruppo di super, il gruppo si è veramente spezzettato dei super, ecco la volata per il 10° posto. Eccolo qua, attenzione, chiamo i numeri, attenzione, 719, 727, 721, 734, 816. Sulla rotatoria vediamo una moto soltanto una, e i corridori dove sono? Non li vedo, un'altra moto ancora. Ecco, vediamo sulla curva della rotatoria di campi sportivi e vediamo tutti in fila indiana, attenzione, ecco, vediamo anche più di corso l'ambulanza e il dottore, così bene, vuol dire che tutto è andato bene. Eccolo qua, e nella curva classica è partito da volata a tutta strada, speriamo che qualcuno non vada, ecco è caduto, tutti quanti vanno nella curva, la classica curva che sono andati vicino nella casa del vicino, sono andati dentro in casa, purtroppo è così, quella curva lì è maledetta. Attenzione alla volata, giudici via, 7-10, pensi di essere furbo, aver fatto una bestemmia. Ecco, aspettiamo, stanno raccogliendo quelli che sono andati a trovare le abitazioni dentro, speriamo che non ci sia qualche caduta. Attenzione, stanno arrivando tutti 731, 951, 904, 710, 715, 811 e vediamo, fateci, non c'entra niente, 880, 812, 736. Ecco, si può dire basta perché diverse persone sono cadute nella curva.